Bentrovati a Storie. Questa settimana è stata la settimana che ci ha permesso di concludere l'Odissea e di veleggiare verso nuovi lidi. Nuovi lidi anche questi attraversati dal mondo dell'epica, l'epica che era un genere letterario importantissimo per il mondo greco, perché in qualche modo attraverso l'epica i greci raccontavano chi erano e raccontavano che cosa avevano capito della vita e della realtà. Un genere quindi significativo che si presenta per cicli. Ieri raccontavamo gli episodi legati al ciclo tebano e alla figura di Edipo. Oggi possiamo guardare con più attenzione i cicli dell'Argolide. L'Argolide è questa regione così interessante che vive praticamente di due grandi personaggi. Il personaggio di Giasone, o Giasone, a seconda che vogliate pronunciare alla latina o alla greca, Giasone che guida gli argonauti nella spedizione per vincere, per portare a casa il vello d'oro. Il vello d'oro era questo velo di un montone che, come dire, era molto ambito perché permetteva ricchezza, potere e serenità. Ma l'altro personaggio è il personaggio di Eracle, conosciuto forse dai più col nome di Ercole. Eracle che vive per riportare la giustizia e la pace 12 grandi fatiche e compone quella che è la 13ª fatica quando si innamora della giovane Iole, per la quale espugna un'intera città e conquista il bottino. Sono cicli, quelli dell'Argolide, cicli molto particolari perché hanno al centro l'eroe e hanno al centro il tema della fatica, il tema dell'avventura, il tema del viaggio, quasi ad indicare nella consapevolezza dei greci che non c'è viaggio, non c'è avventura, non c'è giornata che non implichi fatica, che non implichi sacrificio, che non implichi un lavoro, un prezzo. Nella vita noi paghiamo, siamo sempre destinati a pagare un prezzo per le cose che amiamo. Anzi, l'amore che non ha prezzo è un amore che in qualche modo è difficile da poter gustare. Noi dobbiamo dare qualcosa di noi, dobbiamo pagare un prezzo per poter gustare quello che veramente desideriamo. E quindi in questi eroi antichi noi rivediamo tutta la capacità dell'uomo di vivere ben più di come vive un animale che cerca di accontentarsi istintivamente di quello che ha. No, l'uomo desidera. E proprio perché desidera si mette in moto, si mette in viaggio. E proprio perché ha chiaro dove sta andando è capace anche di fare dei sacrifici. E forse è questo il segreto che questo ciclo ci racconta. Il segreto in fondo è che la nostra società è una società incapace di sacrificio perché non sa più dove sta andando. E quando non sai dove sta andando, quando non sai dove stai andando, quando non sai qual è la posta in gioco, diventa veramente molto difficile essere capaci di sacrificare qualcosa. È un insegnamento, uno dei tanti insegnamenti che sono contenuti nei cicli epici di Omero, che sono stati attribuiti a lui, ma che non sono di Omero, e che ci danno appuntamento a una nuova fantastica settimana insieme, la settimana prossima, quando cercheremo di scoprire tutto quello che è stato attribuito ad Omero e che ha ancora tanto da dirci sulla nostra vita. Ci rivediamo qui, ci rivediamo a Storie.